Siamo con Linda Boccuzzi del coordinamento cittadino a favore degli asili di nido comunale. Ci sono state delle dichiarazioni della commissaria prefettizia che vi hanno messe in allarme nei giorni scorsi. La battaglia sembrava finita, invece non lo è. Sì, in effetti siamo rimasti molto sorpresi e anche delusi dalle dichiarazioni che ha fatto ieri la commissaria a proposito della gestione dei nidi. Ci è sembrato che trapelasse un rischio che fosse più orientata all'affidamento in gestione del servizio, tanto più che abbiamo saputo che per i due nidi Di nuova costruzione sono già pronti gli atti per l'appalto a terzi del servizio. Siamo delusi anche perché non solo perché la mozione che era stata approvata dal Consiglio Comunale il 4 di febbraio contro l'esternalizzazione, approvata all'unanimità, ci faceva stare abbastanza tranquilli e pensavamo che la gestione commissariale avrebbe attuato quello che il Consiglio Comunale aveva deciso all'unanimità contro l'esternalizzazione, ma non è solo per quel fatto formale, è anche e soprattutto perché la città compatta si era mostrata contraria all'esternalizzazione del servizio, un servizio apprezzato da tutti, da sempre, è un servizio per il quale appunto tante persone assolutamente disinteressate sono scese in piazza, hanno partecipato alle nostre iniziative per dire no alla privatizzazione di uno dei pochi servizi della città che funzionano bene. Oggi vi incontrerete come coordinamento cittadino? Noi siamo sorpresi, delusi, amareggiati, ma non siamo impreparati perché comunque abbiamo mantenuto i contatti con tutti i soggetti che hanno difeso fino ad oggi e sono fermamente convinti di continuare a difendere la gestione comunale dei nostri nidi, quindi noi avremo un incontro organizzativo proprio questo pomeriggio per progettare ulteriori passi nel caso in cui soprattutto la commissaria non dovesse rispondere alla nostra richiesta che è stata inoltrata ieri di incontro per confrontarci, per discutere, perché siamo convinti che i finanziamenti per i nidi in questo momento non sappiamo ancora, ci sono. Finanziamenti, voi parlate di fondi europei, non solo comunali. Certo, ci sono, si possono attirare dei fondi esterni. Ci sono i fondi di solidarietà per i comuni, ci sono i fondi che discendono dal decreto 65 proprio per la creazione del sistema integrato 06 di cui i nidi fanno parte. Noi vorremmo che la commissaria si accertasse che l'apparato burocratico attinga pienamente a questi finanziamenti e che non vadano dispersi. Per altri servizi in difficoltà pensiamo che ci siano altri modi per cercare soluzioni e per cercare altri finanziamenti, tanto più che abbiamo in ballo le sorti del personale assunto molto di recente con concorsi. A settembre le ultime, giusto? A settembre le ultime 12 hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, ma ne sono state assunte ne sono state assunte complessivamente 52, quindi un bel numero che faceva pensare appunto ad una volontà anche da parte della passata amministrazione di continuare a tenere i servizi a gestione pubblica e non esternalizzarli. Grazie Linda Boccuzzi.
Grazie. Prego, grazie a voi per l'ascolto, buona giornata a tutti e tutte.